Ed eccoci finalmente on the road per una nuova stagione che inizia. E in questo 2021, sarà un ritorno al passato. Sapete, è incredibile come siano già passati 4 anni dalla mia prima gara di campionato. Era il 2017, il campionato era il Playcar Veneto e la pista era proprio questa, quella dell'Affi Kart Indoor. Per cui una sorta di ritorno alle origini, ecco, come mi piace definirlo questo 2021. Detto questo, prima gara di campionato degli amici del Kart Veneto 2021, appunto Affi Kart Indoor, pista che mi ha dato la mia prima esperienza in un campionato, ma anche mi ha regalato il mio primo podio. Terzo posto alla mia prima partecipazione in una gara di un campionato, per cui tanta roba. Spero che possa essere un buon biglietto da visita per questo campionato, per questo inizio di stagione. Per quanto riguarda la narrazione del campionato, ci saranno 2 video, uno dedicato alle qualifiche e uno dedicato alla gara, e questo video lo vedrete domenica 14 marzo, quando sarò già impegnato nella seconda tappa di campionato, in quella del Pordenone Kart Indoor. Per cui preparatevi per un mese di marzo molto ricco, a partire da metà marzo, appunto dal 14 fino a Pasqua, per cui preparatevi. Come non detto, tappa del Pordenone Kart Indoor rinviata a data da destinarsi. Fantastico! Causa cambiamento di colore sia del Veneto che del Friuli Venezia Giulia, che sono diventati arancioni. Per cui molto probabilmente ci vedremo ad aprile con la prima tappa outdoor del campionato in quella della pista verde di Caselle d'Al Tivole. Il format di gara è molto semplice, 5 minuti di qualifiche con 15 minuti di gara. Io correrò intorno alle 18:30 perché prima ci sono ben 2 batterie della categoria bronze, ovvero dei rookie, tra virgolette, dei principianti. Infatti l'evento ha fatto sold out, 72 piloti, a parte comunque i paccari dell'ultimo minuto, però comunque veramente un successo spettacolare, veramente non mi sarei mai aspettato certi numeri per un campionato comunque amatoriale. 72 piloti in un periodo come questo è tanta roba. Ci sono 3 categorie: bronze, silver e gold. Io sono finito nel silver 1, ovvero nella seconda tranche per quanto riguarda la categoria silver, per cui come detto prima correrò un po' più tardi e finalmente è giunto il momento di rimettere la tuta. Ah, che bello, finalmente si rimette la tuta, non vedevo l'ora. È da dicembre che non la indosso e è un po' come una seconda pelle per noi piloti, per cui quando la infiliamo è sempre una bella sensazione. Allora, quelli che vedete qui, sperando che il grandangolo del fotocamera riesca a starci dentro, sono dei Sodi SR4 che sono in dotazione ad Affi da un bel po' di tempo, 270 cm3, abbiamo la weightbox, ma in questo caso come in tutto il campionato non verrà utilizzata, abbiamo il transponder dietro e vedete quel roll bar là sopra? Ci andrò a montare una GoPro, chissà cosa verrà fuori. E finalmente si torna in azione, prima qualifica della stagione, non vedevo l'ora di ritornare a darci dentro e piccola novità dell'ultimo minuto, non sono 5 minuti di qualifica ma bensì 10, per cui c'è tutto il tempo per ricordare un pochino la pista perché è da tantissimo che non vengo a girare qui ad Affi e per cercare di capire un pochino il kart, anche se poi lo andrò a cambiare quando sarò di fare la gara. E come vedete c'è anche una bella novità, ovvero la GoPro montata sul roll bar. Peccato che a un certo punto decida di inquadrare letteralmente il soffitto della pista. Però c'è qualcosa che non va nel kart, non lo so, lo sento strano al posteriore, c'è qualcosa che bisogna ritoccare a livello di posizione di guida. Questo è un piccolo trucco che vi voglio insegnare se magari andate a girare negli indoor, ovvero quello di cercare di caricare un po' di più l'anteriore per avere un pochino più di inserimento, però ovviamente a discapito di una stabilità al posteriore un pochino minore. Per cui meglio che mi fermo e proviamo sta modifica al volo, dai. E
Oltre a questo devo cercare anche di sistemare un pochino la parte esterna della pista, perché veramente lì vado in crisi e perdo tantissimo, cioè non riesco a fare la parte esterna con il tornantino a sinistra e il controtornantino a destra in maniera pulita ed efficace. Questo mi fa perdere tantissimi decimi di secondo che in una pista così corta e stretta possono fare veramente tanto la differenza. Ed effettivamente 45,9 non è un gran bel tempo. So che posso andare più forte e devo tirar fuori tutto quello che ho dal kart e anche da me stesso, per cui vediamo di fare un buon giro. E qui mi sa che suona il campanello d'allarme, perché tempi così alti sinceramente non me li aspettavo. 45,8, 45,7, non riesco a girare come vorrei veramente. Non so se è un problema del kart o un problema di stile di guida mio, o le temperature o la pista, insomma non riesco proprio a trovare la quadra, è incredibile. E secondo me però c'è anche qualcosa che non va a livello di tempi, non lo so. Ok, ultimo giro, ultimo tentativo. Devo fare il giro della vita. Merda. Ah, 45,9, che iella veramente, non me l'aspettavo di andare così piano. Però non lo so, c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non mi torna, non posso aver preso mezzo secondo da un mio ideal time, veramente, non ci credo, non ci voglio minimamente credere. Beh dai, so già che sarà una gara di rimonta. Ed effettivamente c'era qualcosa che non tornava. Per errore ho preso il transponder numero 39 al posto del 37, per cui i miei tempi sono stati invertiti con quelli di un altro pilota. Questo cosa significa? Che si parte in quarta posizione, il mio best lap è stato infatti di 45,5, per cui preparatevi per una gara in cui ne vedrete delle belle, perché di sicuro lo spettacolo non mancherà.